Sullo sfondo il verde della Lega Nord, in giallo il disegno della regione sorretto dal leone di San Marco. Escono allo scoperto i leghisti veneziani, fieri della loro creatura, l'associazione Prima il Veneto. Punto. Un centinaio i soci fondatori, decine e decine le adesioni in queste ore e un chiaro progetto: allargare la proposta a tutti i leghisti che non si ritrovano nella linea 2.0 del segretario regionale Flavio Tosi. Nessuna secessione dalla Lega Nord, spiegano. È semplicemente un'associazione politica che vuole portare alcune tematiche al centro dell'attenzione. Prima il Veneto, punto, va a richiamarsi proprio con la magica campagna elettorale che abbiamo tenuto nel 2010 e che ha portato un consenso intorno al presidente Zaia del 35%. È un'associazione che parte dalla provincia di Venezia, perché siamo sempre stati quelli che si sono messi in moto, quelli che hanno creduto assolutamente in un'indipendenza del Veneto, in qualcosa per la provincia di Venezia, però logicamente abbiamo già risvolti positivissimi anche da parte di tutte le altre province che si stanno muovendo. Tra i fondatori leghisti e non più leghisti, amministratori: Corrado Callegari, potente ex deputato veneziano, presidente dell'associazione, membro eletto del Consiglio federale. Non mancano gli espulsi, come lo stesso Pizzolato, colpito all'occhio lo scorso aprile davanti alla sede regionale della Lega dal probabile nuovo commissario di Padova, Matteo Bragantini, dopo il siluramento 24 ore fa del segretario provinciale Roberto Marcato. Ma tra le fila c'è anche un riammesso nel partito da Bossi, il consigliere regionale Giovanni Furlanetto. Io sono ancora dentro a questo punto, visto che Bossi mi ha mandato le lettere di revoca del provvedimento disciplinare, e comunque io non sono mai uscito dal gruppo Lega Nord in regione, sono sempre lì e quindi penso che se non ci saranno motivazioni strane continuerò a essere dentro quel gruppo. Tornare a lottare per il Veneto, non per il Nord. Questo chiedono i sostenitori dell'associazione, cui guardano con interesse tutte le altre province. A Treviso si sta muovendo l'assessore regionale Franco Manzato. A Padova gli espulsi Paola Goisis e Santino Bozza, presenti a Venezia come osservatori, non fuori della Lega, ma contro questa Lega. Non esiste più la Lega di Tosi, esiste Tosi con una cosa diversa dalla Lega e poi esiste ancora la Lega Nord che però si sta disperdendo perché non c'è più una logica, non c'è più un obiettivo da conseguire. A Venezia e provincia sono pronte 3 sedi operative in centro storico, sulla riviera del Brenta, e una in centro a Mestre. Solo un'associazione per ora, ma è chiaro che lo sguardo è più ampio e che le elezioni europee e le amministrative del 2014 potrebbero essere il primo banco di prova, con o senza il consenso di Tosi e la benedizione del governatore Zaia. No, non bussiamo a nessuna porta, l'abbiamo dimostrato che oggi siamo qua, noi veneziani.